Bene, bene, vedo che qui non siamo protetti più di tanto, ecco, perché abbiamo avuto un weekend dove le linee negli hotel sono protette, quindi perché qualcuno si potrebbe mettere a fare conversazioni in video, occupando tutta la banda, disturbando poi insomma gli alloggiati, mentre qui molto probabilmente chi ha Vite, che è un ristorante leggermente staccato rispetto alla comunità di San Patrignano, pochi metri, però comunque con un suo ingresso, devo dire siamo liberi di andare in video, ecco, Assolutamente. si può venire e chattare tranquillamente dal tavolo. E bene, bene, sono con Davide Pontoriere, che appena arrivato, ci siamo sentiti durante il Covid, chiaramente l'anno scorso se non ricordo male, ed eccomi qua l'estate successiva. Tra l'altro Davide, guarda, il caso ha voluto, io poi così veramente ho poggiato il computer qui al primo tavolo, siamo nella sala di questo ristorante che ho visto nascere, ecco, quindi insieme a Andrea Muccioli ai tempi fecero questa cosa che era avveniristica, e lo è ancora adesso, perché sinceramente mi è capitato di andare a Bad Ragaz, in questo albergo che ha 2 ristoranti con 2 stelle miste la sera, e poi ne ha uno invece che funziona pranzo, cena, colazione, che ha preso poi successivamente una stella. Allora, nel Memories, questo Sven Basmer, che è un allievo di Andrea Scaminada, c'è un tavolo, questo praticamente, dove io ho cenato insieme a una collega giornalista e mia moglie, praticamente identico. Guarda, cioè la cucina è lì con i cuochi, uguale, uguale, quindi pensa quanto erano avanti, non so cos'erano, sono 15 anni. Sì, 2000, mi sembra 2007-2008. Quando è nato Vite e fu inaugurato, penso da Cracco, penso che la prima cena l'abbia gestita lui, e so che è ancora sempre molto legato, già era legato molto alla famiglia Moratti, perché il tavolo, forse questo non l'ho mai detta, cioè il tavolo in cucina del Cracco, quando stava in via Vittorio Hugo, e quindi era Cracco Pack, era sì tavolo in cucina, me lo fece vedere, però io non ho mai avuto la possibilità di andarci, anche perché se capitava Moratti chiaramente andava lì a discutere chiaramente gli affari o calcistici o petroliferi, ecco, quindi, ed era, come dire, questa cosa un po' appartata, che effettivamente poi se qualche cliente la chiedeva, chiaramente voleva vedere come si svolge il lavoro in cucina dietro le quinte, non così come appunto sto vedendo adesso, quindi bene, 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 quindi non ci sono vetri, non c'è niente. Assolutamente, Quindi... abbiamo una sorta di aria che spinge, che non fa entrare, non fa uscire. Tipo che quella c'era al Paradiso di Covignano, perché tu adesso sei napoletano. No, lo conosco. Allora, al Paradiso di Covignano c'era il ristorante, i ristoranti diciamo di cucina fine dining erano 2, quello del Biblos e quello del Paradiso. Si andava praticamente a mezzanotte e si cenava mentre chiaramente si ballava, si faceva le ore piccole, quindi prenotavi e andavi appunto in questi posti. La caratteristica ai tempi di Gianni Fabbri è che lui aveva questo bel balcone a Covignano, no? Con vista a mare, aveva praticamente questa aria, no? Che gli permetteva, ecco, non era un vetro, ma era appunto quest'aria, aveva questa caratteristica, purtroppo penso non ci sia più questo locale, non so se lo stanno ristrutturando, lo stanno, ecco, quindi purtroppo non... E poi il Biblos forse ha seguito più quella linea, che è arrivata poi dopo, invece non proprio fine dining, di cenare prima di mettersi a ballare, cioè di comunque avere già i clienti che vengono chiaramente a cena, orario di cena, e poi dopo appunto si balla. Invece una volta si facevano veramente le ore piccole, e tra l'altro uno degli chef che mi è capitato di annotare, perché tanto capitava anche il piatto giusto, diceva, scusa, chi è il cuoco? Allora venne un cameriere che ridendo mi disse Felix Lobasso, effettivamente faceva un po' ridere, ecco, questo nome, perché Felix Lobasso effettivamente se arriva in una discoteca dove servono appunto la cena, insomma, e che ci mette tutto questo impegno a preparare i piatti, allora, perché stiamo parlando di parecchi anni fa, che è il vostro lavoro poi, ecco, quello che adesso non fa ridere più di tanto, dai, diciamo anche i camerieri, no? Va bene, quindi insomma complimenti insomma a questo locale che effettivamente ha dovuto
avvicinare insomma i clienti con lo chef precedente, che poi era uno chef stellato, Sì, faceva la consulenza all'Acero Rosso, no? Sì, sì. A Rimini, Vabbè, fu la Massimo stella Michelin riminese, la prima, poi dopo qualcos'altro è arrivato, e quindi ecco, devo dire che insomma il Vite è uno dei ristoranti più gettonati che abbiamo in Romagna, tra l'altro col Bib Gourmand, quindi nonostante col tuo arrivo avete annunciato alla guida Michelin che c'è stata questa variazione, appunto, cioè c'è un'offerta maggiore, anche perché poi d'estate entrano in scena i piatti di pesce, e tu poi sei anche napoletano, immagino legato molto anche al pesce, oltre anche che ai prodotti salumi qui le carni appunto di San Patrignano, quindi ecco, in effetti è stato fatto un grande lavoro. Vite è un ristorante popolare, devo dire, mi fa piacere perché il concetto chiaramente di Sampa è quello di avere, e ha già avuto una pizzeria a Tre Spicchi, e attualmente ne ha 2, e ha aumentato, sono i coperti, si è rinnovato, sempre una bella location anche lì, vista mare, e adesso sembra che tocchi Vite. Ecco, sembra che tocchi Vite perché effettivamente questo cambiamento, che ancora non è stato segnalato dalla guida Michelin, che a parte perdere il Bib Gourmand potrebbe significare tanto rimanere in guida, assolutamente, col piatto, e comunque insomma essere considerati per una cucina. Sicuramente io l'ho provata e quindi devo dire che è sicuramente molto interessante, e quindi poi la cantina. Quindi stiamo parlando di un grande chateau della Romagna, indubbiamente, vini Avi piuttosto che Montepirolo, che è la via qui, no? Sì. Montepirolo. Questa parte proprio dove siamo noi, che è chiamata Montepirolo, e da qui nasce il nome. Ecco, è un Sangiovese. Un Sangiovese, abbiamo tra l'altro un enologo di quelli dell'ultima ora, Dattona, che è il creatore di questo vino nella costa toscana, Due Mani, perché evidentemente insomma non so se c'è una collaborazione, comunque c'è un riferimento ovviamente al nome, che poi è uno Shiraz che insomma, è fra i vini più importanti che abbiamo in Italia, e questo enologo anche nelle Marche so che si porta dietro, quindi mi sembra di capire che stia arrivando improvvisamente, perché poi la linea dei vini che io ricordo con molto piacere insieme a Andrea Mucci praticamente è rimasta quella, quindi abbiamo rosso e bianco quasi come in Borgogna, no? Però molto probabilmente questo enologo sta già stravolgendo, forse arriva un rosato, non voglio dire, ecco, quindi non vorrei, perché io, siccome qui sarebbe Cerasolo, come dire, un vino che si chiama Cerasolo non lo vedrei male, ma ancora non è nato, e non so se potrà anche essere un rosato o un rosso scarico, come succede in Abruzzo, con una U in più però, cioè il Cerasuolo, esatto, e quindi so che qui c'è sempre stata una certa linea molto bourguignon, se vogliamo, che poi insomma non ha neanche i torti, tutti i torti, detto sinceramente. Però adesso il Cabernet Franc è arrivato, c'è comunque un Cabernet Sauvignon che mi sembra che abbia sempre il Cabernet Franc, sicuramente anche del Merlot, che ho avuto modo di bere, quindi ecco, abbiamo anche, devo dire, i grandi vini già della casa, ma poi ci sono anche in cantina. Assolutamente. Anche perché c'erano i vini, a parte quelli che erano di Andrea Muccioli, che poi sono molto probabilmente rimasti in cantina, che erano anche dei doni che le grandi cantine mondiali hanno fatto, quindi diciamo che sì, insomma, un ristorante che ha insomma, le spalle larghe, insomma, merita effettivamente di decollare, e è ancora già adeguato ai tempi. E quindi dici un po' qual è stato il tuo percorso, perché tu ormai cosa sono? Sono un po' di tempo che sono qui in 20 anni? In Riviera, sì. Con andando poi venendo, perché poi ho fatto varie esperienze, però la mia seconda casa, diciamo, è sempre stata la Romagna, con la vicinanza del mare. Stai qui a San Marino? Io abito qui a Misano Adriatico. Misano Adriatico? Quindi a 15 minuti di macchina, di auto da qui. E poi da qui ho fatto le mie varie esperienze. Prima ho iniziato quelle
di Napoli, nella provincia di Napoli, con i vari grandi alberghi. Il Royal all'epoca A Napoli? sì, al centro via Caracciolo era uno dei, diciamo, dei primi 4-5 stelle dell'epoca, e poi dopo piano piano, fin dalla scuola alberghiera, ho iniziato a girare. Sono stato in Piemonte. La prima vera esperienza con me è arrivata a Milano con Pietro Leman, quindi ristorante vegetariano, il primo ristorante vegetariano in Europa all'epoca. Non so se ce ne sono altri adesso. Quindi c'è un menù vegetale che tra l'altro abbiamo provato Sì. qui, quindi Madame Crociani ha provato il menù vegetale molto, molto Diamo interessante. molta importanza sia alla verdura, anche tenendoci la stagionalità. Sembra semplice dire sempre la stessa, ma è importante la stagionalità, non solo nelle verdure ma anche nel pesce, in quello che si cerca di fare. Dopo di quella poi abbiamo fatto anche altre esperienze con me, anche qui alla Cielo Rosso, ormai il primo ristorante di Rimini stellato con lo chef Fabio Rossi, esperienze importanti. Poi sono stato... Quindi vi siete avvicendati in un certo senso, dai. cioè lui è andato a Gabice, tu sei arrivato qui. Poi queste case importanti, dai, fanno sempre comunque, danno un certo valore, Certo. e dove poi ti danno la possibilità di esprimere. Io tra l'altro, a proposito di questo borgo, com'è che si chiama? Borgo San Giuliano. Borgo San Giuliano, Borgo Saint-Julien sarebbe in francese. Mi ricordo venni per un compleanno, era questo enologo, si chiama Cipresso, e fece quindi questo suo Cipresso Day, e quindi c'erano dei vini che lui aveva supervisionato. Adesso ha anche una sua cantina a Montalcino, in realtà è veneto, e quindi ecco, ci fu questa, anche perché lì c'era in sala questo celebre sommelier che aveva organizzato, aveva fortemente voluto questa cosa, quindi ricordo questo piacevole serata con Fattoria Paradiso, ecco, quindi diciamo che Cipresso era appunto il loro enologo, e quindi chiaramente portò questi vini, quindi al mio ricordo di questo posto, appunto, che adesso non esiste più, non c'è più, c'è un ristorante lì, c'è qualcosa? Lì non so se ci sia ancora un ristorante, c'è stato dopo l'Acero, c'è stata un'altra gestione, però non so, ad ora non so. Sai che aveva preso la Serena Grandi all'epoca? Ma non so se era esattamente la stessa, mi sembra la stessa location, poi non vorrei, però all'interno del borgo no, quelle parti, anche perché lì è un pullulare di locali, ecco, quindi diciamo, la zona Borgo San Giuliano non è più il Bronx, ecco, quindi è diventata molto questa cosa, anzi devo dire tutta la buona ristorazione, Rinaldini, eccetera eccetera. Poi c'è un mio collega che è di quelle parti, si chiama Pierantonio Bonvicini, sicuramente passato di qua, perché lui è di queste parti, ecco. Io vengo, ci pensavo arrivando qui a Vite, a San Patrignano, quindi arrivando, che normalmente chi arriva da fuori, esce dall'autostrada, è un attimo. Io quando sono venuto qui a cena dovevo rientrare chiaramente velocemente, avevamo anche un bimbo, e devo dire mezz'ora proprio rapidissimo, però mi piace arrivare passando da Sant'Arcangelo, perché è bello vedere che in realtà c'è questa continuità di Sant'Arcangelo, Sant'Ermete, e poi si arriva a Cerasuolo, c'è proprio il cartello che dice mancano pochi chilometri a Cerasuolo, quindi intersechi questa superstrada molto trafficata, perché collega San Marino a Rimini, comodissima, gratuita tra l'altro. Peccato che ci siano questi semafori che appunto rallentano, che io cerco appunto per quello di evitare, quindi c'è questo viaggio impervio, perché effettivamente la superstrada ci voleva, perché sono un saliscendi, veramente delle salite sicuramente bello per chi va in bici, in moto, perché anche chi vuole veramente mettere alla prova la propria auto, però ecco, vedi che c'è la campagna, vedi che quindi si produce il vino, no? Quindi ci sono i produttori di vino, prodotti buoni esatto, ecco, quindi vedi anche un po' la clientela di quelli del potenziale attorno a Vite, che non è solo quelli che arrivano dalla strada principale, ma anche quelli appunto attorno. E poi c'è questa storia che voglio raccontare ancora una volta di Sant'Ermete, dell'anno in cui al Palazzo Guidi, allora era il palazzo, ho preso la stella Michelin,
Rossetti, e contemporaneamente in Liguria c'era, nell'entroterra ligure, c'era la fornace di Barbablù a Sant'Ermete, appunto di quelle parti, con questo chef che poi è arrivato recentemente qui a Villa Margherita, e ha ceduto il posto al Faccani del Magnolia. Ecco, questo per dire che lungo questa strada c'è appunto una lunga storia, quindi diciamo ora si affaccia sia Vite che il Magnolia, ecco, in un certo senso, su questa via dove si continua comunque, no, a cucinare anche in un certo modo, per un certo tipo di clientela. Ecco. Quindi bene, quindi vabbè, ormai benvenuto in Romagna, penso non ci sia più bisogno di dirlo, insomma, ampiamente collaudato. E quindi insomma la tua cucina, dopo queste esperienze, all'estero nulla? All'estero sì, ho fatto 4 anni in Germania, a Stoccarda precisamente, dove avevamo un'ottima clientela. Diciamo che Stoccarda era all'epoca, quando ero in Stoccarda, la città più stellata della Germania. Pullulava di locali, anche perché quello ce n'era uno su una torre alta, era di uno del Gran Premio, era il manager di Schumacher. Bellissimo, sono stato lì, sono stato anche a mangiare. Poi quindi era abbastanza, esatto, era un po' particolare perché era circolare la sala. Sì, che avevano, mi sembra sia il bistrò che il gourmet, con l'ascensore interna sulla torre, poi anche in aeroporto aveva un'altra locale con la stella, con la stella Fair, ce n'erano abbastanza, quindi avevi una tipo di cucina molto molto variegata e potevi esprimerti al massimo. Noi siamo arrivati lì con un locale italiano, abbiamo subito dopo il primo anno siamo entrati subito nella guida con le 2 forchette, e poi dopo 3 anni ho lasciato, perché poi dopo il richiamo dell'Italia è sempre attira sempre. Vede, quindi allora i tuoi piatti, diciamo, in questi ultimi 20 anni sono una raccolta di tutte le esperienze che uno fa, partendo sempre dal vegetale, perché è quella che ci caratterizza molto. Vicino al vegetale ci adatti poi che sia la carne che sia il pesce. Ecco, che poi vegetale, nel caso appunto dell'esperienza del Gioia, può essere sia il seitan che la soia, cioè questi ingredienti, o rimani proprio sulle verdure? Io rimango più sul legume, sulla verdura. Quelle che poi la quella che poi conosciamo meglio, possiamo trattare meglio, anche perché la conoscenza è l'unica arma che ti può portare a migliorarti, a fare. Certo. Poi immagino che qui è un orto. Abbiamo anche una produzione interna anche di verdure, dove è un'ottima produzione, dove c'è la vendita anche per l'esterno, però la maggior parte la utilizziamo anche noi come le carni, i latticini, anche i salumi, tutto. Rimaniamo nel nostro. Poi dopo a questo ci affacciamo anche altri prodotti che siano nazionali, anche esteri, che secondo me la cucina deve essere un attimino contaminata da tutto. Il chilometro zero ci sta, però è anche bello adattarlo. Quello che mi chiedevo io, può essere un complimento, una critica, come lo dici, San Patrignano ha avuto ed ha una grande storia legata all'arte bianca, per via del fatto che qui ci stanno molte persone, cioè abitano, sono residenti molte persone, quindi chiaramente tutto viene prodotto in grande numero, come ad esempio il pane. Quindi mi ricordo che per fare il pane, appunto per gli amici di San Patrignano, praticamente sempre la famiglia Mucci dei tempi si era avvalsa di questo grande lievitatore marchigiano, che ha lasciato fortemente il segno, perché poi è nata la pizzeria, e quindi Tre Spicchi, e quindi tutta questa, quindi tutti riconoscono che tra i primi in Italia, a parte chiaramente il pizzaiolo, se lo posso chiamare così, di San Bonifacio, i figli, cioè a parte lui chiaramente che ha creato la pizza contemporanea, la porta avanti come un ristorante stellato, forse anche di più. Appunto c'era questa realtà anche in Romagna, tra l'altro, mi farebbe piacere che Tre Spicchi tornasse in Romagna, perché oltre a San Patrignano poi c'era Fiore Mio, però la scuola era molto questa. Allora io notavo che giustamente, almeno nell'esperienza che io ho fatto, arriva il pane, però non in maniera esagerata, quindi arrivano 2 grissini, arriva un po' di focaccia, il cameriere dice questo insomma è quello che il cuoco ha preparato, ci tiene in modo particolare, ma diciamo che non c'è la quantità che
come dire, può essere anche un pregio, perché certe volte il pane può avanzare, rimanere lì, e quindi alcuni lo fanno, abbinano ogni piatto un tipo di pane, quindi proprio anche calibrato, perché insomma questa pagnotta molte volte che arriva poi rischia certamente di non essere consumato, o mangi solo quella e dopo non mangi altro. Ecco. Però il pane comunque diciamo che è un ottimo prodotto, però va accompagnato in misurato, cercate diciamo, di dosarlo bene. Poi con se abbiamo scelta. delle rimanenze, dico la verità, cerchiamo di riutilizzarlo facendo delle polpettine di pane che di tanto in tanto offriamo anche come starter come benvenuto. La musbus, il saluto appunto dello chef. Sì. Quindi, perché portare il pane, come sappiamo, ci insegnano da bambini sacro. Il piatto per cui io tornerei qui quasi quotidianamente, se fossi qui, avessi la sede qui, se fossi a Radio San Marino piuttosto che a Radio Milano TV, è sicuramente questa, una tagliatellina, non è né una tagliatella di quelle più larghe, spesse, piuttosto che un tagliolino, ecco. Quindi è lì, devo dire, quindi viene bene anche con i ricci di mare, ecco, quindi perché solitamente si va sullo spaghetto, penso. Sullo spaghetto, però per rimanere comunque mi piace anche tenere le radici, poi la tagliatella qui è un must, lì l'abbiamo tagliata con dell'acqua affumicata che affumichiamo noi di bufala, quindi ritorna alla mia terra napoletana, e a quella lì gli aggiungiamo qualche uova e poi la impastiamo, quindi c'hai l'odore, quel sapore di affumicato che spezza bene con riccio, che poi qui ci sono le bufale, io la faccio arrivare. Quella arriva in produzione, però lì la faccio arrivare. Quando io parlo del mozzarella, so che a Napoli è praticamente fior di latte. Sì. Ecco, difficilmente trovi qualcosa di bufala, perché il casertano e il salernitano sono quelle. Correggimi se sbaglio, ecco. Non so, dopo c'è chiaramente nella penisola sorrentina abbiamo la provola, più a zero la parte un po' più su, certo. Però noi abbiamo il fior di latte, questa tipo mozzarella che è molto più che può sostituire tranquillamente anche la mozzarella di bufala, e quello è il bello, ecco, quindi non c'è bisogno, anzi devo dire che la vera mozzarella di bufala diventa un po', no, sai, una volta va bene, ma dopo tutti i giorni la vedo in effetti però dosata, calibrata nel giusto modo, come stavi dicendo, veramente non è male. Cioè questo è il piatto che secondo me batte tutti, ecco, quindi basta farlo. Ecco, quindi tu ci hai messo anche qualcosa in più oltre. Sì, abbiamo aggiunto questa nota affumicata dell'acqua proprio di bufala, perché mi piaceva. Ma devo dire questa nota anche orientaleggiante, insomma, tu la metti comunque nei piatti. Ma mi piace anche perché in primis piace a me, e poi mi piace spaziare, mi piace studiare, guardare, conoscere sempre, e poi adattarsi anche al momento. E poi sappiamo che comunque la cucina orientale è una delle cucine la migliore, dove il prodotto viene trattato al top, quindi cerchi anche tu. Che poi questo omonimo dello chef di prima, Rossetti, Giancinto Rossetti, era quello del Tribagabolo, ci sono 3 livelli, quello normale, c'è quello della preparazione delle verdure, quello questo terzo livello che era l'uso delle spezie, che è una marcia in più, che tra l'altro in Francia l'abbiamo notato, soprattutto negli chef di Parigi, Ducasse, no? Che hanno aggiunto, anche grazie alle loro esperienze in Oriente, proprio Estremo Oriente, ecco, questa cosa orientaleggiante, che è l'uso di un qualche cosa che non sono i normali prodotti, proprio un altro mondo, ecco, quindi permette effettivamente. Bisogna conoscere molto un altro esempio di un piatto che ti sta a cuore, dove usi il più, come dire, fusion, dai, passami il termine. Allora, ultimamente per l'estate mi ha colpito molto, perché abbiamo il wagyu, noi facciamo il wagyu alla griglia, quindi semplicissimo, la griglia romagna, sai, per il carbone, il sapore, quello lì. L'abbiamo fatto crudo su un'anguria, quindi abbiamo del carpaccio di scaloppato di wagyu con l'anguria e una crema di bufala. Quindi andiamo dalla partenope, torniamo anche col katsuobushi, quindi questi ricci di tonno affumicato. Il katsuobushi avevo notato che c'era in carta.
Quello cosa Ecco, sarebbe quello- il katsuobushi? Il katsuobushi è questi riccioli di tonno affumicati che vengono Ah. poi passati e fatti finissimi, che ti danno quel sapore molto molto intenso. E vicino all'angule che poi ti dà questa Ecco. freschezza, e al wagyu, devo dire la verità, è un Qui c'è un piatto tocco ben di riuscito. sushi senza scomodare troppo il pesce, no? Perché Ecco, ormai il ecco. sushi è sinonimo di pesce, quindi ci sono Qui tantissime l'abbiamo proposte di adattato questo con genere. una carne top. Sono manzi, no? Alla Sì, fine, sì, sì, ecco, sì, altri sì, sì. molti non lo scrivono neanche Wagyu, no? Sì. Proprio perché in Francia, ad esempio, usano ovviamente questa carne di grande qualità, Manzola in realtà è comunque, magari in qualche caso forse anche Kobe, perché non è impossibile anche Assolutamente. averla, anche se, come dire, molto meno produzione, anche proprio Quando si all'interno di Kobe. riesce, dai, quando si riesce, cioè, che arrivano. Quindi bene, bene, bene. E i dolci? I dolci abbiamo il nostro pasticcere che è Christian, che è con noi da quando ha aperto. Quindi è un ragazzo del percorso che è cresciuto con noi, ha avuto esperienze sia Ecco. esterne e poi interne, perché all'interno di San Patrignano continua a fare dei corsi con dei grandi pasticceri, dei grandi ristoratori, e quindi lui è passato di qua, fino al corso, sta con noi da 2 anni e insieme a me creiamo questo menù. Quindi a che livello siamo, visto che voi siete chiaramente esterni, arrivate, chiaramente, no? Questi ci devono essere, quindi sia in sala che in cucina, qui, che percentuali avete, cucina, diciamo? Siamo la metà di esterni e la metà di ragazzi di San Patrignano, che quindi ci affiancano, e loro vengono messi piano piano nel mondo del lavoro, quindi accompagnati da noi, seguiti da noi, e poi dopo sono liberi, loro fanno questa esperienza, sono liberi di reinserirsi e di fare il loro percorso, decidendo di continuare o meno in sala. Quindi ecco, questa è la grande mission di San Patrignano, quella che tra l'altro mi sta particolarmente a cuore, e tra l'altro sono aperto pranzo e cena, anche perché in effetti la manodopera c'è, ecco, quindi il problema tu non ce l'hai, penso. No. Sono tutti ragazzi che finito il percorso, il percorso Esatto, step ecco. all'interno, passano da noi e qui possono cercare di realizzarsi con l'aiuto nostro, con l'aiuto di San Patrignano. E è un bel risultato, dico la verità, sono bravi e bisogna puntare sui ragazzi. Quindi bene, complimenti, quindi mi auguro veramente che arrivino dei grossi risultati come ci sono già stati, proprio perché la comunità chiaramente merita di avere dei risultati che poi arrivano anche da altre situazioni, vengono in mente i cavalli piuttosto che altre attività, non so se le scarpe, insomma. Sì, ci sono varie attività all'interni, anche tessiture, certo, produzione di anche griff. Sì, assolutamente. È un bel contenitore. Visto che la sera possiamo dire che è il normale ristorante appunto di cucina fine dining, adesso con te, invece il pranzo è proprio un'altra cosa. Il pranzo è un'altra cosa, facciamo un business lunch dove proponiamo 3 tipologie di menù, quindi un mare, terra e orto, un pranzo veloce per le aziende che sono qui intorno, siamo vicino San Marino, abbiamo tante aziende, arriva il capo che ha qualche riunione, ci capita anche che fanno delle riunioni, vogliono mangiare veloci, e gli proponiamo dei piatti che cambiano stagionalmente come la sera, e andiamo così. Il sabato e la domenica invece facciamo carta normale sia pranzo che cena. Queste sono le modalità appunto per venire a Vite, che Vite poi in francese è le Seppe, visto che prima parlavamo di Bourgogne Bon, c'è l'hotel Giuseppe, che è appunto perché c'est pas, no? Il vitigno, quindi Vite, che poi insomma, sono anche radici, no? Racine è radici, vedo questi ti dicevo che loro non aspettano altro che il Bib Gourmand, hanno praticamente 6 piatti nella carta, hanno 2 antipasti, 2 piatti principali e 2 dolci, quindi puoi come dire, scegliere, quindi pescare, quindi 3 piatti costano 35 euro e pranzo e cena. È un localino piccolo, non si è avuto una belle esperienza, quindi loro adesso sono entrati nella guida Michelin in anteprima 2023, voi c'eravate già, quindi voi non siete una novità, ma invece loro solo aspettano appunto questo Bib Gourmand, che chiaramente è un premio al rapporto qualità-prezzo. È chiaro che il prezzo ce l'hanno già, ecco, quindi adesso serve il riconoscimento perché c'è anche
cioè è più difficile non tarbiare, è più difficile prendere la stella. Adesso tu non hai conquistato il bibliomo, anzi tu vengo ecco, esatto, ecco. Però è quasi più semplice fare quello che stai facendo tu, perché te pensa per ottenere questo risultato. No, comunque quindi, anche quella è una buona qualità, anche il prezzo, anche quello è esatto, perché poi se si va in questi locali effettivamente, come dire, è un affare, ecco, sì, in effetti si ottimi fanno, prodotti, vengono scelti in maniera più accurata, nonostante il riconoscimento assomigli molto anche a quello dello slow food. Sì. C'è chi è di qua e di là, ma invece sono quelli che magari stanno solo una parte, quella più propensa alla stella Michelin, dopo in fase successiva, diciamo che invece l'altra parte è quella che poi invece è fatta per rimanere all'interno dello slow food, quindi rimanere appunto con la guida appunto gialla, mi sembra, appunto delle Osterie d'Italia, dove chiaramente poi no, lo dico perché leggevo ultimamente questa critica da parte di uno dei curatori di questa guida nei confronti dei 50 best, dove praticamente non si capiva il fatto che vengono premiati questi ristoranti che effettivamente non costano poco e sono un po' in giro tutto il mondo. Quindi io cercavo di spiegare che in realtà si va al ristorante, si spende molto da sempre, quindi esiste un'utenza, no? Che quindi comunque ci sono, ecco, quindi non è che non ci facciamo più niente, ecco, quindi chi lavora ama comunque anche spendere certe volte 1.000-2.000 euro molto tranquillamente, ecco perché poi è nata una guida Michelin che non guarda il prezzo, ecco, è giusto che ci siano anche quelle che però esatto, che ti indicano dove tu in quel posto effettivamente fai un'esperienza dove il rapporto qualità-prezzo, cioè vale la pena, in effetti ci guadagni in un certo senso, perché anche cucinare, andare al supermercato, chiaramente. Altre cose a casa tutti bene? Sì. No, perché poi molte volte c'è la vera stella, il primo figlio, no? Poi certe volte il figlio arriva anche alla stella o viceversa, non so, no, tutto bene. Ad oggi non... tu c'hai già avuto già qualcosa? Io sono, no. È un maschio? Cos'è? No, sono da poco accompagnato, sono più avanti, dai, qualche... Vediamo Vediamo cosa succede con una romagnola. Ecco, benissimo. Bene, vi salutiamo qui quindi da Vite, c'è il sommelier, lui di dov'è già? È toscano. Toscano, ecco, quindi abbiamo un arrivo. Abbiamo anche la mia spalla che è senza di lui. Lui è l'executive. Vieni Marco. Quello che cucina meglio quando il chef non c'è, deve cucinare. Lui si chiama? Marco Celentano. Marco Celentano. Perché lui viene da esperienze importanti dalla zona, da Righi, da questa con me. Qui il cognome non è collegato a... Perché originalmente Celentano... al sud ce ne sono parecchi. Anche lui è di Napoli. Sono campano. Sì. Bene. Abbiamo portato anche lui trapiantato qui e poi ci sono vari altri ragazzi che sono... Certo, pasticcere, il pasticcere è trentino. È di Trento, no? Sì. Io poi ho anche cenato più volte nel ristorante, adesso non so se avete a che fare, infatti intervenne una volta, visto che parlavamo di slow food, adesso ha lasciato la presidente, ma in realtà è slow food, Carlin Petrin. Quindi chiesi a lui, ma qual è secondo te il migliore ristorante nel mondo? Perché in realtà Carlin Petrin ha creato il movimento slow food, ma andava da Maxime a Parigi, lui ecco, nel 68 era là, andavano pranzo lì, ecco, quindi conosce lui e dice questo è un grande ristorante. Stavano mangiando 1000, non so quante persone, appunto adesso sicuramente no? Ci sono 2 turni, no? Se non ricordo male, e quindi devo dire più anche per la presentazione di alcune guide dell'AIS che sono state fatte lì in un certo periodo, di cui io tra l'altro ho scritto proprio perché ho sempre voluto aiutare. Io venni la prima volta qui non come giornalista enogastronomico, perché c'era un evento con Red Ronnie, una trasmissione televisiva
c'era una ballerina della Scala famosissima, mi ricordo, ospite, arrivavano questi ospiti, questi Le fanno cantanti. tuttora, Esiste, sì, c'è ancora, però queste non va in cene. TV. No, non è- era proprio una, non c'era, non c'era la cena, era una trasmissione che forse andava in leggera differita, il Ora fanno i presentatore balletti. era Red Romney. Ah, ok, ora fanno i balletti interni con i E io con i venivo francesi. come inviato, Ok. facevamo appunto le interviste. Quindi c'è stato un primo periodo, poi c'è stato quello manifestazione enogastronomica Squisito, ecco, quindi dove sono venuti tutti i grandissimi chef con le loro lezioni, tutti i grandi produttori di vino che quindi hanno voluto presentare i nomi più importanti, anche perché prima volevo sottolineare il fatto che in cantina chiaramente possono Io esserci ci anche... partecipai ai tempi con la scuola. Esatto, ma io mi trovavo con Alberto Taccani a queste degustazioni, queste verticali indimenticabili, lezioni di Fulvio Pierangelini e Gambero Rosso, ma anche Davide Oldani, per dire qualche nome, Cracco chiaramente, poi qui anche appunto cucinato. Qui c'è effettivamente è stata una lunga storia. Con Andrea Mucci addirittura io mi trovai a una cena della Frasca dove lui praticamente stava facendo il corso per i sommelier e andare alla Frasca a questi eventi bolognesi, campione nazionale, primo penso sia il primo nazionale che abbiamo avuto in Italia, e lui era presente. Mi ricordo che allora si chiedeva appunto qual era il filare dell'uva della Borgogna, se era questo o quello di là, quindi c'erano allora. Mi ricordo che nessuno ci prendeva, Gianfranco Bolognesi si arrabbiava e diceva di tutti i colori che c'era questo modo di fare di sommelier che poi è rimasto a Roberto Gardini, forse anche a Lucca, che ancora lo uso ogni tanto, che alzano la voce, no? Che è una cosa ormai, c'è il nostro sommelier, immagino non si permetta più di fare cose del genere, ecco, quindi, però ecco, allora venivi sgridato, ecco, quindi perché c'era tutta questa precisione. Bene, io spero di tornare sempre qui a parlare di nuovi successi per Vite a San Patrignano, quindi buon lavoro e buona estate, qui è aperto tutto l'anno. Tutto l'anno. Grazie mille. 7 su 7, pranzo e cena. Arrivederci. Ecco qua, tanti ricordi.